la firma del decreto di indizione delle urne si parte ufficialmente, i veneti sanno che ormai è certo, il 22 ottobre 2017 dalle 7 del mattino alle 11 di sera si andrà a votare per il referendum per l'autonomia del Veneto. Il dado è tratto. Con la firma a Palazzo Balbi del decreto di indizione delle urne, il presidente veneto Luca Zaia ha chiuso il percorso istituzionale che porterà al referendum sull'autonomia il prossimo 22 ottobre. Una data simbolica a 151 anni esatti dal plebiscito di annessione del Veneto all'Italia. La nostra sarà una celebrazione al contrario, spiega il governatore, per ritornare Paroni a casa nostra. Paroni a casa nostra significa che possiamo diventare come Trento e Bolzano, il percorso sicuramente sarà impervio, non sarà facilissimo, però la base per la trattativa è il referendum, senza referendum non si va a trattare. Una risposta a quanti dicono che la consultazione non era necessaria per aprire la trattativa col governo. Io auspico che ci sia dibattito, che sia civile, che non sia l'occasione per i veneti di un'ulteriore divisione, ma si capisca che il nemico è fuori, è Roma e non sono i vicini di casa veneti.